Parliamo di volley. Siamo in collegamento con Luciano Scaggiante, head coach del volley Mestre. Innanzitutto, coach, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie. Grazie a lei, naturalmente. Allora, da quando è iniziato il girone di ritorno, la sua squadra ha praticamente sempre vinto, anzi, senza praticamente. Ci vuole descrivere come è andata finora? Beh, attualmente siamo sicuramente in un buon periodo di forma. Abbiamo vinto queste tre partite, le prime tre del girone di ritorno, contro due accreditate per le prime posizioni in classifica. E abbiamo dimostrato di essere appunto in un buon momento con una grande motivazione e determinazione. Le partite in quanto tali come sono andate? Nel senso, ce le può descrivere? Sì, abbiamo giocato la prima del ritorno contro il Libertas Montorio, che era la prima in classifica in quel momento. Abbiamo vinto da loro, fuori casa, 3-2, con uno svantaggio di 2-7 a loro favore. Siamo riusciti a ribaltare la partita e portarla a casa, insomma. Poi abbiamo giocato contro la penultima in classifica, il Chioggia, una squadra giovane, abbiamo rispettato i pronostici. E infine l'ultima partita appunto con lo Zanè, che era attualmente in quel momento era prima in classifica, ancora fuori casa, una prestazione di altissimo livello, tanto è vero che abbiamo portato a casa il risultato pieno, 3 punti, 3-0. Immaginiamo che lo spogliatoio sia euforico per questi risultati. Sì, bisogna ammettere che siamo in un buon momento, la squadra è molto motivata, come ho detto prima, e giocano convinti e convincenti, offrendo anche delle prestazioni positive dal punto di vista tecnico, quindi siamo contenti anche da questo punto di vista qua, al di là del fatto che ci aspetta ancora un lungo percorso per arrivare a capire bene quale sarà il nostro reale obiettivo di questo campionato. E poi, come usate dire sempre voi coach, ci sono anche gli avversari, fatto assolutamente da non sottovalutare. Sì, in effetti già a partire dal sabato prossimo giocheremo contro l'attuale prima in classifica, capita sempre così, magari può portare anche bene, che è il Portogruaro, a seguire poi la squadra del Chioggia, che appunto sono due squadre accreditate per la zona playoff, che è l'obiettivo finale, insomma. Secondo lei, che cosa ha determinato questo filotto positivo di risultati? È un fattore tecnico, è un fattore mentale o tutti e due le cose? No, anche io credo che i ragazzi in questo momento abbiano raggiunto una buona consapevolezza delle loro capacità, unitamente appunto a una grande motivazione e determinazione, hanno fatto sì che abbiamo offerto anche delle buone prestazioni dal punto di vista tecnico. Devo dire che essere consapevoli delle proprie capacità è sicuramente un punto importantissimo per poi affrontare qualsiasi tipo di evento sportivo, anche e soprattutto con le squadre di caratura maggiore. Ci pare di capire che la squadra sia anche maturata. Sì, è una squadra composta da giocatori anche di esperienza, però devo dire che rispetto a, frutto anche un po' del lavoro fatto dalla nostra squadra molto ben amalgamata, a volte i risultati in questo inizio del campionato non sono venuti, però abbiamo tenuto duro, abbiamo lavorato tanto in palestra, adesso se ne vedono un po' i frutti. Facendo tesoro anche magari delle partite che non sono andate bene e ne avete tratto lezione, immaginiamo. Assolutamente sì, sì, i risultati che abbiamo tutt'oggi, insomma, lo confermano di quello che siamo in grado di poter fare in questo momento. Rispe- Ovviamente dall'altra parte c'è sempre un avversario, i prossimi due sono di assoluto livello, sono sicuramente tra le squadre più in forma del campionato e noi vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Indubbiamente. Però coach, senza voler fare pronostici naturalmente, perché come ha detto giustamente lei ci sono anche gli avversari, il fatto comunque di aver vinto 2 gare su 3 fuori casa, è sicuramente un fattore notevole. Sì, è un fattore notevole, però abbiamo dimostrato ultimamente questa efficienza, diciamo. Prima eravamo un po' più in difficoltà da questo punto di vista, anche e soprattutto giocando fuori casa. Forse sta proprio nel segreto di essere più consapevoli dei nostri mezzi, che riusciamo a esprimerci a buon livello anche in una condizione non proprio casalinga.
Poi ribadisco, dipende sempre da come approcciamo la partita e chi c'è dall'altra parte della rete. Certo, diciamo che probabilmente la squadra doveva trovare forse anche un po' di amalgama, cosa che insomma non sempre è immediata e che probabilmente con il passare del tempo è avvenuta. È così? Sì, proprio così, ovviamente vale anche per gli avversari, però forse noi Certo. avevamo ancora qualcosa da fare da questo punto di vista qua e devo dire che la squadra sta rispondendo molto bene, lo vedo anche fuori dallo spogliatoio, cioè non dico fuori dal campo in spogliatoio, nei momenti non strutturati dell'allenamento della partita, che siamo un gruppo molto affiatato. E ultima cosa, ma non ultima, come sta rispondendo il vostro pubblico? Beh, è un pubblico di affezionati, quindi magari non sarà numeroso, però stiamo dando delle grandi soddisfazioni, è un piacere forse vedere una squadra che vince e che gioca con entusiasmo. Dopo il numero dipende un po' anche da quali sono gli obiettivi reali che possiamo raggiungere. Adesso per noi è importante affrontare le partite sempre allo stesso modo, con grande entusiasmo, e poi vedremo se riusciremo a raggiungere posizioni di classifica tali da attirare un po' più di persone. Chiarissimo. Ringraziamo dunque di cuore Luciano Scaggiante, head coach del Volley Mestre, per essere stato con noi. Grazie a voi e saluto a tutti gli ascoltatori.